Sarà presentata sabato al Parco Tito Livio la statua dedicata all'alpino voluta dalla sezione Alpini di Padova in collaborazione con il comune e realizzata dal maestro scultore Ettore Greco. Un percorso travagliato, quello del monumento agli alpini, su di cui non sono mancate le polemiche per la presenza di un'arma nella sua raffigurazione. Speriamo sia veramente un qualcosa di passato e che possa essere veramente un passato una volta che si capisce bene qual è il vero significato di quella statua e anche di quell'arma che, come un soldato della Prima Guerra Mondiale naturalmente aveva, però che non vuole essere assolutamente un messaggio di guerra, anzi è un messaggio di pace, consci di quanto brutta possa essere la guerra. L'elmetto bucato a terra come quelli che l'artista trovava da bambino nelle sue camminate con i genitori. Ho questi ricordi belli anche di queste ricerche infinite tra i sassi dell'Isonzo, cercavamo delle cose con mio padre e mia madre e la cosa interessante era sempre il racconto che ne faceva mia madre, cioè ti diceva perché quell'elmo era lì, perché era rotto, avevamo fantasticato su dei colpi di arma da fuoco purtroppo su certi punti di quest'elmo che abbiamo trovato e poi abbiamo lasciato lì. E sì che questo mi ha mosso parecchio nel fare la scultura, io mi sono ispirato proprio a questi racconti. Ai piedi dell'alpino sarà presente anche una coccarda a simboleggiare la pace. Proprio perché comunque ho rappresentato un soldato ma anche un alpino e gli alpini si spendono molto per il bene degli altri e sono assolutamente contro la violenza di ogni tipo, quindi ho voluto mettere questa coccarda nascosta, non una cosa eclatante, volevo che fosse più che altro una sorpresa per chi magari guardava la scultura e si accorgeva di qualcosa che non era stato raccontato prima, non è stato svelato prima.